Siamo qui con Samuel, autore del gol che ha dato il là alla rimonta della Clivense che poi ha portato una vittoria. Allora, diciamo che il tuo ingresso in campo è stato fondamentale quest'oggi. Sì, sono entrato con la giusta rabbia, volevamo vincere questa partita, era importante e niente, siamo molto contenti, adesso dobbiamo provare a vincere anche le prossime. Una squadra che oggi possiamo dire che abbia dominato il campo, ha dominato il gioco contro un avversario che comunque è riuscito a portarsi in vantaggio all'inizio del secondo tempo e questo un po' ha complicato le cose che poi però siete tornati insomma a giocare e siete riusciti a sbloccarla. Sì, erano tosti, cioè all'inizio nel primo tempo magari stavano giocando meglio, però dopo il secondo l'abbiamo rimontata e abbiamo dominato e vincere, potevamo fare anche più gol secondo me. A tuo parere cosa c'è di buono oggi da portarsi per le prossime partite e cosa potete migliorare in allenamento? Allora, secondo me dobbiamo portarci il secondo tempo, la cattiveria, la voglia di vincere e per le prossime partite secondo me dobbiamo continuare così, sì, sempre con la stessa cattiveria. Perfetto, grazie.